Quinta corsa del convegno all'Ippodromo Marcoveggio, il premio Platone, una moneta da 5.500 euro, riservata a 5-6 anni, vincitore da 8.000 a 25.000 euro in carriera. È un miglio con partenza dietro l'autostart, sono 7 i partecipanti che vi andiamo ad elencare quando ovviamente si sono già raccolti dietro l'autostart che comincia a percorrere la curva prima della retta della partenza. Numero 1 Fuoco del Ronco Massimiliano Castaldo, Fuerwu con Carmine Piscuoglio, 5 Star BFC VP dell'Annunziata, Fortune Indal Giuseppe De Filippis col 5 Flash Call Antonio Di Nardo, 6 Forgido con Davide Angeletti, seconda fila 7 Fashion Star Love Felice Facci. Accelera la macchina e sta per lasciare i concorrenti, è di galoppo il favorito Fuoco del Ronco e già questa è la prima sorpresa della corsa e quindi prende la prima Numero posizione 5 1, Star Fuoco del Ronco, BFC che si mette squalificato. davanti a Flash Call che si mette appunto in schiena di quello che è il cavallo partito molto meglio. Vediamo subito il primo paletto di una velocità comunque sicuramente già in via di essere ridotta, comunque i primi metri sono stati percorsi in un tempo che non è stato rilevato dal cronometro, quindi abbiamo Flash Call in seconda posizione dietro a Fire Star BFC, in terza posizione Power Wu con Carmine Piscuoglio, poi seguono tutti gli altri tutti in fila indiana, 400 metri in 34 e andiamo a vedere cosa succede quando siamo nella seconda curva con davanti a tutti sempre Vai Star BFC, partita veramente alla perfezione anche sfruttando l'errore di Fuoco del Ronco e siamo adesso davanti alle tribune con le posizioni che Numero rimangono 4, e sono rimaste Fortune così come di Indal, partenza, squalificato. quindi i primi 3 seguiti da Fashion Star Love, poi adesso provo a muovere alla destra Forgido quando siamo agli 800 metri trascorsi più o meno in un minuto e proseguiamo quando andiamo verso il chilometro di gara con sempre Fire Star BFC con il VP dell'Annunziata che la prova anche a trattenere l'indole ovviamente di voler correre, di voler accelerare. È un 14,5 il parziale della curva, si sta incominciando ad alzare il volume dello stereo e quindi Fire Star BFC sulla retta delle scuderie non ne vuole sentire, scappa via, prova ad inseguirla con la lieva di Antonio Di Nardo. Flash Call che prova a mettersi alla destra quando entriamo nell'ultima curva, insegue Power Wu e gli altri invece sembrano meno in condizione di poter seguire il ritmo infernale dei primi. 14 è il paletto, l'ultimo che abbiamo visto, e siamo ora agli ultimi 200 metri. La curva l'abbiamo passata, anche questa ad altissima velocità, ed è Flash Call che se ne va. Flash Call, Power Wu prova a inseguirlo ma non c'è niente da fare. Antonio Di Nardo e Flash Call se la portano a casa con un tempo assolutamente significativo perché si è dato veramente fuoco alle porve. Gli ultimi 600 metri 1:13,3 mi dice il cronometro ufficiale, 1:58 e spiccioli per il rotolo completo, quindi vince Antonio Di Nardo con Flash Call a precedere Power Wu, venuto a battere per il secondo posto. Il terzo è Fire Star BFC.